La zona di Trinidad è famosa per il cacao silvestre, il Theobroma originale amazzonico che viene raccolto nella foresta durante la stagione delle piogge. Ilario è uno dei campesinos che vive con i proventi del cacao. Con la sua comunità sta ora pulendo il sottobosco. Il cacao silvestre cresce spontaneamente, come potete vedere. Queste piante non sono state seminate, nascono da sole. La pulizia che stiamo facendo serve per permetterci di affrontare al meglio la raccolta, perché visto che siamo in mezzo alla foresta, con molti grandi alberi, possiamo scovare serpenti, vespe velenose e altri animali e insetti pericolosi che si nascondono nel sottobosco. Mahin è il tecnico che si occupa della formazione dei contadini per conto del progetto Aindus. La finalità del suo intervento è migliorare la produttività agricola e forestale delle comunità. Quando si fa la potatura della pianta di cacao, non bisogna permettere che i polloni diventino così grandi e vadano così in alto. Quando i polloni crescono in maniera incontrollata, anche la raccolta dei frutti diventa complicata. Oltre a crescere esageratamente verso l'alto, la presenza di troppi rami toglie nutrimento alla pianta principale, limitando la produzione. La pianta di cacao deve avere solo un tronco principale. I proventi della vendita del cacao vengono divisi equamente tra tutti i membri della comunità. Da questa entrata dipende il sostentamento delle famiglie contadine come quella di Felix. Prima cosa, noi raccogliamo il cacao, selezioniamo i chicchi e poi li facciamo fermentare. Il cacao è molto importante. È molto importante. Questo perché tutti noi qui ne ricaviamo un beneficio. Se facciamo una buona raccolta e una buona fermentazione, possiamo avere una buona vendita. L'importanza di questo lavoro è il fatto che si mantiene la cultura delle comunità indigene locali. Queste piante di cacao vengono utilizzate da molto tempo. Nessuno ha seminato queste piante. Sono qualcosa di ancestrale, un beneficio di tutti. La noce è un altro regalo della natura. È il frutto della Bertollezia eccelsa, un possente albero di 30-50 metri. I raccoglitori percorrono periodicamente la foresta per raccogliere grosse capsule simili a un cocco che cadono a terra spontaneamente. Con l'uso di un macete, le capsule vengono aperte per estrarre le noci che sono all'interno. Successivamente, nei centri di raccolta, si procede alla sgusciatura manuale per mezzo di piccole presse azionate a mano. Nel processo sono coinvolte le famiglie indigene che trovano in questa attività la loro principale fonte di sostentamento. L'altro prodotto della foresta che rientra nel progetto è l'açaí. Si tratta di piccoli frutti di colore blu-violaceo di una pianta della famiglia delle palme, l'Euterpe precatoria, che raggiunge i 20 metri di altezza. Recenti studi hanno rivalutato l'açaí classificandolo come superfood per il suo elevato contenuto di antiossidanti. Da sempre le popolazioni dell'Amazzonia lo considerano un alimento fondamentale per la loro dieta.